Disconnettersi in totale comfort su C5 Aircross di Citroën, Jeep da appuntamento a Camp Zero a Champoluc in Valle d'Aosta per divertirsi in montagna testando le capacità off-road dei suoi modelli. Honda celebra invece il traguardo di 400 milioni di motoveicoli prodotti. In un mondo sempre più connesso, Citroën torna sul piccolo schermo con C5 Aircross a meno di un anno dal lancio del modello, che ha fatto registrare oltre 100.000 unità vendute. Con il filmato SUV Citroën C5 Aircross disconnettersi nel totale comfort. La campagna è girata in India. Nel video un padre di famiglia sembra cercare disperatamente un modo per rimanere connesso alla rete, girando di hotel in hotel senza trovare pace. Arrivato in mezzo al deserto, sul volto dell'uomo si intravede un'espressione di profondo sollievo dopo che sul suo cellulare compare la scritta no signal. L'uomo in realtà non cercava un modo per connettersi, ma al contrario per isolarsi. L'essenza di C5 Aircross è anche questa: evadere, staccare, dimenticare la frenesia quotidiana in una bolla di comfort. Il tutto grazie a 20 equipaggiamenti di sicurezza e di aiuto alla guida, sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, sedili Advanced Comfort e un bagagliaio best in class fino a 720 litri. Per il secondo anno consecutivo il marchio Jeep ha dato appuntamento agli amanti della montagna a Champoluc in Valle d'Aosta presso Camp Zero. Qui un gruppo media ha potuto testare le capacità off-road dei modelli della casa, tra cui l'iconico Wrangler nell'allestimento Rubicon e Sahara. In particolare hanno avuto l'opportunità di apprezzare l'esperienza di guida stress-free garantita dai sofisticati sistemi di trazione 4x4 del marchio Jeep, dall'Active Drive Lodi Renegade al più performante Rock Track di Wrangler Rubicon, oltre al sistema di controllo della trazione Jeep Select Terrain e agli innovativi dispositivi di sicurezza che consentono di viaggiare in piena serenità in tutte le stagioni, dalla frenata di emergenza all'avviso di superamento della corsia fino al cruise control adattivo. Non poteva poi mancare Mopar, protagonista con la nuova Jeep Wrangler 1941 in esposizione al Camp Zero e in arrivo nei concessionari italiani. A 70 anni dalla prima D-Type uscita dai cancelli della fabbrica nel 1949, Honda celebra la produzione di 400 milioni di motoveicoli in tutto il globo. La casa giapponese, fondata nel 1948, ha iniziato a produrre motocicli fuori dal Giappone nel 1963 in Belgio. Da allora ha sempre ampliato la propria produzione e il numero di impianti produttivi, arrivando ad avere 35 fabbriche in 25 paesi diversi tra Europa, Asia, Africa, Nord America e Sud America. Una produzione guidata sempre dal principio per cui lo scopo ultimo della tecnologia è quello di aiutare le persone, che ha permesso a Honda di raggiungere il traguardo di 100 milioni di unità prodotte nel 1997, 300 milioni nel 2014 e 400 milioni oggi. Nel 2018 inoltre Honda ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la produzione di 20 milioni di veicoli annui, garantendo costantemente massima assistenza e supporto a tutti i suoi clienti in giro per il mondo.